Immigrazione. Il governo dimostra disprezzo nei confronti delle istituzioni locali. I no ai profughi dal Veneto hanno motivi profondi, non ideologici. Il governatore e candidato alla presidenza della regione Luca Zaia difende i sindaci dagli attacchi a cui sono sottoposti, premesso che l'unica vera soluzione è il blocco delle partenze dei barconi, l'organizzazione di aiuti sul territorio africano usando le centinaia di milioni che si continuano a sperperare per un'accoglienza che non è tale, la condivisione del carico di migranti già arrivati in tutti i paesi europei, prosegue Zaia. In Italia c'è un problema nel problema, il disprezzo pressoché totale dello Stato nei confronti di sindaci e amministratori locali che non vengono né consultati preventivamente né avvisati tempestivamente degli arrivi nei loro comuni. I segnali del sacrosanto malessere di questi uomini e donne, bravi sindaci di ogni colore politico, non razzisti o presunti tali, sono sempre più forti. Il vero punto è questo, conclude Zaia, la si deve smettere di considerare razzista ogni tipo di opposizione perché invece ci sono motivazioni ben precise che nessuno vuol tenere nella giusta considerazione.